Allora, i tamponi totali ad oggi sono 400.000, quindi abbiamo passato i 400.000 e questo era l'obiettivo che avevamo prefissato in tempi nei quali sembrava impossibile a raggiungere i 400.000, sono 9.296 in più rispetto a ieri. Le persone positive sono 18.479, sono 77 in più rispetto a ieri. In isolamento abbiamo 6.176 persone, si cala ancora, meno 178, 6.175, meno 178. I ricoverati, eccolo qui, il bel numero, 992, siamo scesi sotto i 1.000, meno 32. 992, oggi è la giornata nella quale possiamo dire che abbiamo rotto anche la soglia dei 1.000 e questo è positivo anche per il nostro modello matematico, meno 32. Terapie intensive è altro numero incoraggiante, 90, meno 8 rispetto a ieri mattina. Quindi 90 persone in terapia intensiva sono decisamente un numero non preoccupante. I dimessi sono 2.782 più 39. Continua, vi ricordo che nelle giornate tragiche del coronavirus i numeri erano invertiti, cioè i ricoveri erano a 2.000 e oltre e i dimessi erano qualche centinaio. Quindi sono 2.782 dimessi più 39. I morti 1.223 più 16. Ieri erano più 17, oggi più 16 e sono 1568 in totale. I nati sono 97. Eccolo. Bene, considerazioni, continua questo percorso. E ripeto che per avere i primi dati importanti rispetto all'apertura di lunedì, che è un'apertura importante, la vera apertura che ci porta 1.200.000 veneti in strada e a avere relazioni, i primi dati importanti dal punto di vista epidemiologico ce li abbiamo alla volta di 8-10 giorni, quindi vuol dire che la volta di lunedì prossimo, meglio ancora mercoledì, avremo già il ritorno su numeri importanti che sono quelli dei contagiati, dei ricoverati e diciamo in maniera minore delle terapie intensive, visto e considerato che l'arrivo alla terapia intensiva, a meno che non sia un caso grave preso in carico da subito, a volte spesso prevede che prima ci sia una stazione nelle infettive, magari prevede che si passi nella semi-intensiva e poi nella terapia intensiva. Però ricoverati e contagi sono assolutamente due indicatori. Invito ancora i cittadini a non abbassare la guardia. Qualcuno dirà, ma Mazzaia dice sempre le stesse robe. Sì, perché repetita iuvant, no? Dicevano i latini, no? Giova la ripetizione. E penso che sia fondamentale richiamare tutti sull'uso della mascherina in maniera corretta. In maniera corretta vuol dire coprire naso e bocca, e fidatevi perché anche gli ultimi dati che abbiamo ci dicono ancora di più che la mascherina è lo grande spartiacque rispetto al contagio, perché qualcuno la può considerare anche, come si può dire, una coercizione, no? Portare la mascherina non è normale e naturale per l'essere umano, ma per nessun animale coprire naso e bocca. Però è pur vero che i dati ci dicono che questo porta alla caduta verticale del numero dei contagi. Fatelo sempre, ricordo che dall'ordinanza è previsto l'uso obbligatorio della mascherina in tutti i casi nei quali si esce dalla proprietà privata, cioè di casa. Quindi non avete neanche il dubbio, ma la devo portare, la dovete portare sempre. Quando non si deve indossare ma portare, cioè avere ma non indossare? Quando si fa attività fisica intensa, cioè quando si corre, per capirci, si abbassa la mascherina, pronti a rimetterla nel momento in cui si comincia a camminare. Non la si porta ovviamente quando si va a fare ciclismo in strada, perché può creare danni, visto e considerato che manda in debito di ossigeno, ripeto, come respirare in un sacchetto, prima o poi finisce l'ossigeno e si sviene. Non la usano i bambini sotto i 6 anni,
e le persone disabili o che hanno difficoltà certificate dal punto di vista sanitario nel portarla. E penso a persone che hanno difficoltà respiratorie e che hanno bisogno di avere un campo molto aperto per la respirazione. In tutti i casi la mascherina va portata. Invito tutti a non mettersi a fare, ma vado per i campi a farmi una passeggiata, non mi serve la mascherina. Io qualcuno lo trovo in giro senza mascherina, però quando incroci qualcun altro la devi tirare su, e per questo chiediamo che ci sia la mascherina. La mascherina va sempre indossata. Per favore non trascurate questo aspetto, oltre al distanziamento sociale, oltre al rispetto delle regole, l'igienizzazione delle mani, piuttosto che il tema dell'uso dei guanti. Insomma, ci sono i presupposti per mettere in sicurezza tutta la comunità. Vi ripeto, lo dico sempre, per colpa di qualcuno non si fa più credito a nessuno. Cioè, se va male in questi 8-10 giorni, significa che poi si torna alla partenza, e quindi vuol dire, invece che aprire, si ripensa a richiudere, cosa che è accaduta in molti paesi perché non hanno osservato le regole. Ultima comunicazione. Mi dicono, sì, ci sono dei ragazzini da ringraziare. Abbiamo 3 fratellini che sono Aurora di 6 anni, Sofia di 2 anni e Sara di 18 mesi. Ci scrivono e ci mandano anche dei disegni che hanno fatto, sono degli esuli questi bambini. Li ringraziamo, e questi disegni finiranno poi nella mostra. Ecco, la mostra, siccome molti si informano, molti ci offrono strutture per ospitare la mostra, che non escludo sia anche una mostra per valorizzare anche quello che è stato il live, no? il vissuto dei nostri operatori, potrebbe essere anche un mix, no? Cioè la sanità, cosa è accaduto in quelle ore, è anche una grande mostra. Vi dico che la nostra idea è quella di fare sicuramente una prima apertura in un luogo simbolo, dopodiché fare in modo di avere un allestimento che diventi itinerante, quindi darle in disponibilità alle amministrazioni comunali, in modo tale che tutti possano vedere questa mostra. Questo è un altro bimbo, Andrea, che ci ha mandato 130 euro, e ha 11 anni Andrea Rebellato di Castelfranco Veneto, e poi ci ha mandato anche lui dei disegni che ovviamente andranno anche questi in mostra. E ultima comunicazione, poi passo alle domande, è una comunicazione importante. Vi ricordo che noi siamo partiti per primi in Italia con il tema del sierologico, prelievo del sangue, professor Lippi, professor Plebani, Università di Verona, Università di Padova, un progetto che peraltro prevede anche come coordinatore il professor Palù, professore emerito e virologo, insomma, che conoscete tutti, e penso che questo progetto sia un progetto di altissimo valore scientifico, che poi ha avuto anche risvolti clinici, nel senso che parallelamente quello che voi leggete, adesso girano tanti WhatsApp, no? La cura sierologica, il sangue serve, è la nostra cura. Noi ci siamo già al punto tale che possiamo annunciarvi, poi vi porterò i risultati che vogliamo anche comunicare all'Istituto Superiore della Sanità, dei primi pazienti curati con che per noi sono cure già esaurite, però per prudenza non abbiamo mai voluto parlarvene, 12 pazienti. Diciamo che le cure hanno avuto esito incoraggiante, però vi dico anche un'altra cosa, e ho bisogno del vostro aiuto per fare un appello, perché nelle prossime ore noi inizieremo a rendere diciamo industriale quello che per adesso è stato sperimentale, ovvero ci sarà una chiamata, abbiamo già scritto a tutti i direttori generali per attivarsi con i centri trasfusionali, per raccogliere in via prudenziale il sangue di tutti i pazienti malati che sono guariti. Quindi stiamo costituendo, abbiamo già un deposito, ma la nostra idea è quella di costituire una grande banca di sangue di pazienti che si sono ammalati e sono guariti. Loro in teoria hanno gli anticorpi, a noi serve quel plasma con gli anticorpi perché diventa la cura, se dopo tutto sarà confermato, però noi non possiamo permetterci di avere la conferma, girarci indietro e non avere più il magazzino. Allora, primo, questo sangue dura 2 anni, secondo, è comunque sangue che è utile nelle donazioni, ha qualcosa in più che ci dà anche degli anticorpi
che sono un grande valore, che sono gli anticorpi neutralizzanti del coronavirus. Quindi non è uno spreco, è una raccolta che facciamo in maniera volontaria, però richiamo tutti al senso civico. La sanità del Veneto vi ha dato tanto, ciao Maria, cioè, vi ha dato tanto rispetto alle cure. Mi rivolgo a tutti gli ammalati che sono guariti. Oggi chiediamo agli ammalati che sono guariti in maniera non obbligatoria, ma saranno contattati, di mettersi a disposizione, di donarsi per mezz'ora il braccio e ci preleviamo la sacca di sangue, perché noi stiamo costituendo la più grande banca del sangue e per avere il plasma degli ammalati oggi guariti del coronavirus. Questa è un'operazione che il Veneto fa, anche questa volta per primi in Italia. Abbiamo scritto a tutti, il centro di riferimento resta a Padova, però voi capite che a questo punto noi, se tutto sarà confermato e validato, vi ricordo che ad oggi il tema della cura con il plasma dei pazienti ammalati, guariti, quindi con gli anticorpi neutralizzanti, ad oggi non è validata, è ancora in fase sperimentale. Noi siamo una delle realtà che stanno sperimentando, ma noi guardiamo avanti e vogliamo creare questa banca. È una banca che è unica nel suo genere. Abbiamo bisogno della collaborazione di tutti coloro che sono guariti, che se vogliono dire un grazie alla sanità del Veneto, mi vengono lì col braccio e si fanno prelevare una sacca di sangue. A me serve questo. Abbiamo avuto 3.600 persone in ospedale, erano tutte malate di coronavirus, potenzialmente abbiamo 3.600 persone che potrebbero dare una mano alla comunità. E è un po' buttare il cuore oltre l'ostacolo, ragazzi, perché mi rendo conto, se uno guarda le scartoffie dovrebbe aspettare che validino le prove, dire che va tutto bene, però noi abbiamo fatto un ragionamento: prelevare sangue non è proibito, perché il sangue si dona, questo è sangue che si può donare. Se poi c'è questo valore in più che è gli anticorpi neutralizzanti, lo mettiamo in un reparto e creiamo una banca che sappiamo che è sangue che ha qualcosa in più. Ci dura 2 anni, quindi io spero che non in 2 anni, ma in qualche giorno, qualche settimana, sta partita si chiuda a livello nazionale. E alla luce delle sperimentazioni, del fatto che gli anticorpi neutralizzanti del plasma diciamo somministrati come cura hanno dato risultati soddisfacenti da noi in Veneto, dico che è giusto avere una banca pronta per lavorare sacche di sangue ed essere pronti. Io ho finito. Allora, facciamo come ieri, partiamo prima dalla sinistra verso destra e poi dalla destra verso sinistra, perché Filippo Martino di Padova. Buongiorno Presidente. Buongiorno. Per la verità io avevo una domanda di carattere economico, però questa sua notizia mi sollecita a chiudere un ulteriore chiarimento. Se ho ben capito, sarebbero 12 i pazienti sottoposti a cura attraverso Curati. Con esiti incoraggianti, vuol dire che il percorso è stato positivo. Dove sono stati curati? La prova è stata fatta a Padova, però vi devo dire che vi presenteremo i dati ufficialmente dopo aver fatto in automatico l'invio all'Istituto Superiore della Sanità. È un fatto di, come si vede, di leale collaborazione istituzionale, e quindi evito di venire qua, potrei già darveli oggi i dati, li inviamo in maniera formale e dopo ve li presenteremo. Ad oggi non sono disponibili i dati al pubblico ed è corretto che sia così in questa fase. Ecco, questo protocollo di cura è direttamente conseguenza degli studi serologici di Plebani e di Lippi. E va in parallelo. Ovvio che gli studi sierologici che stanno facendo il professor Plebani in particolar modo e poi il professor Lippi vanno a scandagliare, diciamo, la fase profonda di ricerca scientifica rispetto agli anticorpi. Loro stanno facendo un esperimento per valutare la risposta anticorpale e valutare la qualità della risposta anticorpale. Cioè l'80% degli studi si ferma nella fase sopra, dice ci sono, loro sono nel profondo blu dove dicono andiamo fino al fondo per dire non solo che ci sono, ma quanti e come sono presenti, perché questo spiega molte altre cose. Ovvio che è una fase complessa, ma essendo partiti presto, per primi in Italia, penso che siano assolutamente ragionevoli i tempi che abbiamo. C'è già qualche mattoncino, diciamo, di questa banca? Oppure... Più di qualcuno.
Sì. Beh, insomma, abbiamo sul tappeto circa 5.000 test, non abbiamo uno, cioè hanno lavorato e noi abbiamo stimolato. Ivana Golding, TGR. Lei ha fatto questo appello, Presidente, ma in realtà saranno i pazienti stessi a... No, verranno chiamati. Verranno, Ivana... Sì, però mi metto nei panni di un paziente che si è fatto magari un mese di terapia intensiva o di malattie infettive, gli arriva una telefonata, magari gli viene anche da dire anche no. E invece io dico, volete ringraziare e partecipare a questa grande sfida per fare in modo che altri siano curati bene, donate il sangue. Noi abbiamo bisogno, come l'ossigeno, del sangue dei pazienti che si sono ammalati e sono guariti. Sembra quasi una cosa strana, no? Mi metto nell'immaginario collettivo, utilizzare sangue di una persona che si è ammalata. No, invece è la roba più utile che c'è, perché ha gli anticorpi. È come se somministrassimo, fra virgolette, adesso gli scienziati si alzano in piedi, come fosse un vaccino, no? Il vaccino, quando tu studi i vaccini all'università, mi ricordo che la prima lezione è: che cos'è un vaccino? È la scelta di convivere con la malattia. Questa è la definizione del vaccino. Cioè, ti inietti la malattia, di solito il virus che viene definito attenuato, cioè spompato, perché sennò ti manda... E questo crea una risposta difensiva, cioè crea gli anticorpi nel fisico che ha affrontato questo virus attenuato. Quindi la popolazione decide di convivere con la malattia. Oggi siamo a una frontiera che è ancora più avanti. Pensate, esce dall'industria chimica, lo dico un po' così, esce dall'industria chimica, farmaceutica, e entra in una assolutamente concetto biologico del trattamento. E per noi, guardate, noi non ce l'abbiamo con nessuno, noi vogliamo semplicemente curare bene i cittadini. Domande? Emiliano. Scusa, andiamo con dietro sui colleghi. Ok, prego. Quanti sono i guariti anche... Mascherina deve indossare meglio. No, poi ti filmano e pensano che sia bene così. Brava. Anche se la fase di sperimentazione, quanti sono quelli guariti? Allora, la sperimentazione è stata fatta su 12 pazienti. Mi devo fermare qui e noi abbiamo i dati, però vogliamo prima mandare la relazione con lo studio importante che è stato fatto e dopodiché vediamo anche i dati particolari. Però sono pazienti che sono stati trattati assolutamente brillantemente. Emiliano e poi Antonella Prigioni. Buongiorno Presidente, alcune curiosità. Parlando sempre di test sierologici, ci sono alcuni laboratori che li stanno facendo, diciamo, privatamente. Volevo capire se hanno comunque una linea guida e un'indicazione per quali test utilizzare da parte della Regione, o se c'è una specie, mi passi il termine, di mercato libero, il pulcino. Il pulcino comincia a chiamare. Chiedevo quindi se c'è una... Ma sì, guarda, io ti ringrazio per la domanda, vorrei spiegare una roba, perché poi non vorrei che giustamente anche nell'informazione che è limitata rispetto ai test, qualcuno dia dei contenuti che poi non trovano riscontro nella realtà. Allora, quali sono i test che oggi sono sul mercato? I tamponi, è l'unico test diagnostico, cioè la diagnosi la si fa con il tampone, cioè proprio per legge tu devi fare il tampone per avere una diagnosi. Il tampone che efficacia ha? Becca il virus e viene inserito nelle narici e in gola, becca il virus, è nasofaringeo il tampone, lo becca, secondo la letteratura, al 7° 8° giorno, cioè dopo l'infezione. Bon. Poi c'è la saponetta, o detta anche test rapido, quello con la goccia di sangue. Questo va benissimo per gli screening perché becca il virus, ti dà le IgA e le IgG, quindi le due immunoglobuline, ma non entriamo nel tecnico. Lo becca dall'11° giorno secondo dati di letteratura. Cioè vuol dire che tra il tampone che ti arriva al 7-8° giorno e la saponetta c'è un buco di 3-4 giorni, per questo il tampone è ritenuto il più efficace. Dopodiché c'è il test sierologico, quello del prelievo del sangue, il quale ti dà prelievo del sangue, c'è una miriade di test, si dice che ce ne siano almeno 160 in giro per il mondo, tutte le ditte ormai hanno un test sierologico,
va a beccare o qualitativamente o quantitativamente ti dice che hai avuto gli anticorpi. Però attenzione, non vorrei, uno dice, uno può farsi il test sierologico, il prelievo del sangue, ma la risposta che ha, che sia positivo che ha gli anticorpi o non ce li ha, stiamo parlando di un contagio già avvenuto. A quel punto l'unica cosa che si può fare è andare a fare il tampone per capire se siamo in ambito di anticorpi neutralizzanti, cioè il tampone diventa negativo, vuol dire che tu hai gli anticorpi nel sangue, ma non hai il virus nelle narici e nella faringe. Oppure se il tampone è positivo vuol dire che ti ha beccato il test sierologico positivo perché sei in fase di ancora non negativizzata. Per cui dico, quelli che fanno il test sappiano che non è la patente per avere... Capisco che tanti possono avere la curiosità, ma guardate che mediamente si calcola che oggi il dato che ci viene dato sembra che sia sotto il 3% facendo prelievi casuali di positività a risposte anticorpali. Quindi sono delle scelte che si fanno. Forse la scelta più corretta sarebbe quella di fare il tampone e quindi fare un tampone di massa sapendo che abbiamo sempre i 6-7 giorni di finestra. L'unica. Però insomma, poi ognuno li fa, i test sono le aziende che obblighi hanno. Noi abbiamo fatto questa scelta. Non ce n'è un indicato dalla regione? No, le aziende hanno solo un obbligo, abbiamo lasciato libertà, perché è giusto che il mercato in un momento in cui c'è richiesta, poi i prezzi si vanno a calmierare, comunque è costoso, cioè non è, perché qualcuno mi dice ma costa 50 euro, sì, noi in ospedale te lo facciamo gratis, però voglio ricordare che non è che non costa nulla, perché forse c'è questo concetto un po' sbagliato, un tampone a noi per validarlo, processarlo, non ci costa meno di 30 euro, cioè, questo è quello che accade. Allora, che obbligo hanno i privati? Hanno l'obbligo che se trovano positività, hanno l'obbligo di segnalarlo subito, il medico di base ha l'obbligo di prescrivere, dico l'obbligo, nessuno si offende perché è il piano di sanità pubblica questo, definito dalla prevenzione, di fare la richiesta di tampone per il positivo e noi come dipartimento facciamo il tampone, quindi verifichiamo se c'è una positività o c'è stata una persona che è stata contagiata ma si è negativizzata. Velocemente se posso e concludo, volevo un commento, ieri avrà saputo c'è stata una videoconferenza tra tutti insomma, gli esponenti principali del mondo della costa, quindi parlo del turismo sia a Veneto che in Emilia Romagna con il sottosegretario Bonaccorsi, tante promesse come al solito, vi aiuteremo, però attualmente di concreto non c'è nulla. E in chiusura se posso un chiarimento, se le autoscuole possono operare o no. Ma le autoscuole abbiamo già chiarito, guarda, c'è Bottacinga ormai sa tutto sulle autoscuole, anche perché è un automobilista, come si dice, è un pilota agonista per cui riesce a dirvi. Grazie. No, le autoscuole subiscono un paradosso, l'avevo già detto la settimana scorsa, perché il codice Ateco consiglierebbe di tenere aperto, però possono fare lezione solo online, ma c'è un decreto ministeriale che impedisce alle autoscuole di fare lezione online del 95, mi pare quegli anni là, e quindi loro possono tenere aperto ma non possono fare nulla di fatto. Questa è la realtà delle autoscuole. Il fatto che c'era adesso la novità, si gioca un pochino su quello che si riesce a fare o no. Se i collaboratori, insomma, i lavoratori stanno in macchina con la mascherina e si possono spostare, ho detto magari anche in questo modo. Volevo chiarire, i codici Ateco e il decreto ministeriale, allora, i codici Ateco sono definiti da un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e il decreto ministeriale, se volete lo cerco, ve lo dico, è un decreto ministeriale, cioè non dipende da noi questa cosa qua. Noi il Presidente lo dice sempre, saremo per aprire, però dobbiamo fermarci dove non siamo ad arrivare. Ma noi in generale, guardate, se ci dessero l'autonomia, ma non lo dico come sfida, perché mi metto anche nei panni del governo che deve prendere le decisioni, ma se il governo decidesse, sarebbe auspicabile, di delegare alle regioni e responsabilizzare le regioni, cioè non è che uno ha la delega e non ha responsabilità, di decidere. Noi oggi, dal 10 aprile ad oggi, che giorno è oggi? 6? E quindi sono esattamente 10 aprile, sono 20 giorni, sono 26 giorni di curve in discesa, sia sulle terapie intensive che
i ricoveri. Perché vi dico 10 aprile? Perché il 10 aprile è la giornata nella quale il DPCM autorizza le aperture dei codici Ateco, delle deroghe e, e con i silenziassensi. Quindi noi abbiamo già 26 giorni di calo, siamo arrivati a 90 di terapia intensiva e a 900 di ricoverati in generale in tutto il Veneto. Allora, alla luce di tutto questo, diciamo che noi siamo pronti, abbiamo già i protocolli che sono assolutamente affrontabili. Guardate, io penso che il ristorante non debba farsi separare in plexiglass e altre menate del genere. È sufficiente che i gestori abbiano la mascherina, i guanti, in ogni tavolo ci sia un flacone di gel igienizzante, perché è inevitabile che non tutti vanno al bagno a farsi l'igienizzazione col gel, e anche si può fare anche in più occasioni durante la cena. Distanziamento sociale, che i tavoli non possono essere attaccati, ma anche per un fatto di servizio ormai i tavoli hanno bisogno di 1,5 metri, 2 metri l'uno dall'altro, punto. Un punto di ingresso, vogliamo misurare la febbre all'ingresso, misuriamo anche la temperatura corporea e si chiude lì. E così per le spiagge. Io sono quello che ha criticato i bussolotti in plexiglass, lo sapete, e penso che sia fuori dal mondo, cioè distanziamento sociale in spiaggia lo si può fare, non trovo operatori non disponibili ad allargare un po' di più le file tra gli ombrelloni. Poi è un fatto anche culturale, no? Se uno va nella battigia a prendere il sole, capirà che non può crearsi quel carnaio al quale tutti noi eravamo abituati. In questa fase bisogna avere più distanziamento sociale, punto.